Buongiorno e ben ritrovati con le informazioni di Telefiroli. In apertura l'economia, parliamo della grave crisi in cui versa il settore dell'autotrasporto. Ieri la decisione del governo di prorogare di 30 centesimi fino al 2 agosto lo sconto delle accise sul carburante, sconto che non basta, dicono gli autotrasportatori, perché non conviene più viaggiare. Sentiamoli. Cosa sta accadendo in questo momento nell'autotrasporto? Mezzi che si fermano per necessità, non certo per protesta. Il prezzo così elevato del costo dei carburanti, delle materie prime, in generale un po' di tutto, fa sì che i margini siano azzerati. Non sempre si riesce a scaricare sulla committenza questo aggravio continuo di aumento di costi e di conseguenza alle volte si lavora in perdita. Alcune aziende preferiscono fermare i propri camion piuttosto che andare a rimettere. Quante aziende sono a rischio? Fare un numero è azzardato. Si può dire che sono molte aziende che sono in difficoltà di cassa e di liquidità, questo sì. Il governo ha prorogato lo sconto dell'accise per quanto riguarda i carburanti. Questo sconto che è stato prorogato per quanto riguarda l'autotrasporto ha una posizione neutra, in quanto i 25 centesimi più IVA alla pompa che vengono scontati non possono essere recuperati da parte dell'autotrasporto con il rimborso delle accise del gasolio per i mezzi pesanti di classe energetica Euro 5 superiore, per cui per questo per noi è un'operazione neutra. Diversamente arrivano buone notizie dal mercato del lavoro, anche se i numeri si riferiscono ai primi 3 mesi dell'anno. Le assunzioni aumentano del 40% rispetto allo stesso periodo del 2021, però cresce anche il fenomeno delle dimissioni. Sentiamo. Le assunzioni riprendono quota in Friuli Venezia Giulia e a trainarle è il turismo. Nel primo trimestre, in base ai dati forniti dall'INPS e rielaborati dall'IRES regionale, i nuovi impiegati nel settore privato sono aumentati di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, da 26.700 a 37.800, circa 11.100 unità in più. La crescita in termini percentuali è stata particolarmente accentuata per i rapporti stagionali, che sono triplicati rispetto al primo trimestre 2021, e proprio questa dinamica conferma la fase positiva del settore turistico, che nel recente passato è stato particolarmente penalizzato dalle restrizioni introdotte per fronteggiare la pandemia. Ma c'è un altro fenomeno che avanza nel mercato del lavoro ed è quello delle dimissioni dei lavoratori. Dalle 20.400 interruzioni dei rapporti di lavoro nel primo trimestre dell'anno scorso si è passati a 31.300 di questi primi 3 mesi dell'anno, oltre il 50% in più. Tanto per fare un paragone, nel 2014 le dimissioni davano conto di poco meno della metà di tutte le cessazioni. A partire dal 2021 la loro incidenza supera il 75%. Nella classificazione nazionale la nostra regione è al quarto posto dopo la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. Nello specifico il 40,9% di questi rapporti cessati si è concluso entro 3 mesi dall'attivazione, in calo infine licenziamenti di natura economica. La politica, domani si torna al voto, per 3 comuni in Friuli Venezia Giulia è previsto il ballottaggio e allora sentiamo quali sono le sfide. Sono 58.828 gli elettori chiamati al voto per il ballottaggio dei comuni di Gorizia, Azzano Decimo e Codroipo. Di sicuro la sfida più importante è quella che si gioca nel capoluogo esontino, dove il sindaco uscente, Rodolfo Ziberna, tenta il bis e parte in vantaggio sulla concorrente Laura Fasiolo. Nel primo turno l'esponente del centrodestra raccolse 6.330 voti rispetto a 4.666 della candidata del centro-sinistra, uno scarto quindi di 11 punti in percentuale. Ad Azzano Decimo, dove andò a votare il 55% degli elettori, a sfidarsi saranno Massimo Piccini in rappresentanza degli liste Azzano e Fratelli d'Italia ed Enrico Guin che guida le liste Partito Democratico e Azzano insieme. Qui il margine nel primo turno è stato di appena 206 voti. Infine a Codroipo, dove l'astensionismo nella prima tornata si è fatto ancora più sentire con appena metà degli elettori che si è presentata alle urne, la lotta sarà tra Guido Nardini, che nel primo turno mancò di pochissimo la maggioranza dei voti con il 49,32%, e l'esponente del centrodestra Gianluca Mauro, che cercherà la disperata rimonta. In tutti e 3 i comuni non c'è stato alcun parentamento di liste, seggi aperti dalle 7 del mattino alle 23. E a Udine la sinistra tenta di unirsi, dopo le divisioni del passato annuncia la discesa in campo di un nuovo soggetto politico per riconquistare la città, in questo caso si parla del 2023, ma intanto si comincia già a parlare di elezioni. Sentiamo.
Basta divisioni, finalmente uniti, dare un fondamento politico. Beh, finalmente uniti, più che altro è un auspicio, è l'impegno che ci stiamo mettendo per riuscire a realizzarlo e io penso che sia la strada migliore, probabilmente anche l'unica, per dare un futuro buono a questa città. Ma il Partito Democratico è una forza politica importante con la quale appunto tutti noi abbiamo sempre dialogato e quindi continueremo a farlo, però è evidente che c'è bisogno di una riaffermazione di certi principi e anche di un attivismo, di un certo tipo anche di militanza. Penso che anche guardando quanto avviene fuori da Udine si vede che c'è molto bisogno di certi valori, c'è molto bisogno di certe premesse e c'è molto bisogno di certi progetti che vanno nella direzione della giustizia sociale, che vanno nella direzione dell'ambiente, dei diritti. Proprio il numero di persone oggi presenti sta ad indicare quale bisogno ci sia. È chiaro che guardiamo alle elezioni sia regionali che comunali del prossimo anno, ma non ci sono perimetri, non ci sono candidati, non ci sono coalizioni, non ci sono bandierine, non ci sono liste, c'è solo il bisogno di progettare, perché c'è bisogno appunto di un progetto forte dopo 5 anni tutto sommato di totale disorientamento. È possibile battere il centrodestra e tornare di nuovo al governo qua a Udine? No, ma io penso che sia indispensabile. La sanità, il Covid rialza la testa, la Regione cerca contromisure. Nei prossimi giorni si riunirà una task force regionale per analizzare la pressione sugli ospedali di fronte a più di 1000 nuovi casi quotidiani. Una vera e propria task force anti-Covid, termini che riportano ai momenti più bui della pandemia e che forse devono far alzare l'attenzione su ciò che stiamo per vivere. La Regione ha messo in campo una squadra che si occuperà di analizzare la situazione degli ospedali regionali in vista di una possibile, e visti i numeri sempre più probabile, nuova ondata pandemica. Un rialzo netto dei contagi è stato testimoniato dalla Fondazione Gimbe, che ha segnalato come in una settimana in regione i casi siano più che raddoppiati, ma anche dai dati quotidiani della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore, ad esempio, sono stati 1136 i nuovi casi positivi, di cui metà in provincia di Udine, con un'incidenza regionale sulla settimana di 581 casi ogni 100.000 abitanti, portando il Friuli Venezia Giulia tra le 8 regioni sopra la prima soglia di allerta. Il vero nodo su cui prendere decisioni, ha detto il vicepresidente Riccardi, è proprio quello di valutare come organizzare il sistema ospedaliero, garantendo le risposte ai pazienti positivi al virus da prendere in carico senza lasciare indietro le altre prestazioni. Abbiamo gestito 390.000 casi di Covid in regione, ma ciò che ci preme, conclude Riccardi, è la necessità di intensificare l'azione di convincimento delle persone verso la quarta dose vaccinale. Il vaccino è l'unico motivo per cui riusciamo a governare oltre 1000 nuovi casi al giorno. Nasce il biglietto unico regionale per il servizio di trasporto pubblico locale, scatterà il prossimo 1° luglio e costerà 3 euro. Rendere più economico e agevole l'utilizzo dei mezzi pubblici è quanto si prefiggono le nuove misure della Regione che saranno applicate a partire dal 1° luglio. Tra queste l'introduzione del biglietto giornaliero unico di 3 euro utilizzabile su tutti e 7 i servizi urbani di TPL, Gorizia, Grado, Monfalcone, Lignano, Pordenone, Trieste e Udine. Sono inoltre previste agevolazioni come la formula famiglia non legata a limiti di reddito, il secondo abbonamento avrà uno sconto del 20% che diventa 50 sul terzo e 70 sul quarto. La Regione ha previsto misure dedicate alle persone fragili e ai giovani under 26. È un modo, secondo noi, intelligente per dare mobilità all'interno del nostro territorio che crea ovviamente maggior sicurezza. Basti pensare per esempio ai ragazzi che vanno a Lignano, che possono andare a Lignano d'estate, under 26, lo possono andare con uno sconto del 30% in luglio-agosto. Manca ancora però la messa in rete anche del sistema ferroviario. Noi speriamo che per settembre siano in linea e quindi dare l'offerta completa ai nostri utenti. Voltiamo pagina, sono 12 gli avvocati che sono stati insigniti dal Consiglio dell'Ordine di Udine con il riconoscimento della toga d'argento, d'oro e diamante. Si parla di legali che hanno esercitato rispettivamente 40, 50 e addirittura 60 anni di professione. Ieri pomeriggio la cerimonia. Sì, oggi è una giornata speciale per l'avvocatura friulana, premiamo 12 nostri iscritti che hanno raggiunto, come diceva, dei traguardi importanti. Sono 40, 50 e addirittura 60 anni di esercizio della professione continuativa nel rispetto di quelli che sono i dettami del nostro codice deontologico.
quali sono le differenze tra chi ha iniziato 40 anni fa o 60 anni fa la professione e chi la inizia oggi? La professione è molto cambiata e sta cambiando rapidamente, soprattutto in questi ultimi anni. L'auspicio è quello che ci sia una collaborazione continua tra chi ha raggiunto successi come quelli odierni e chi oggi inizierà la professione. Naturalmente chi oggi ha raggiunto questi successi è portatore di un'esperienza fondamentale e che sarà un valore aggiunto per tutta l'avvocatura. Una delle importanti missioni di questo Consiglio dell'Ordine è stato quello di riaffermare il ruolo centrale dell'avvocatura nella società, e questo l'abbiamo fatto anche andando nelle scuole e parlando di legalità ai giovani studenti. Oggi infatti questa cerimonia inizierà proprio con 4 giovani violoncellisti che suoneranno alcuni brani. La volontà è quella proprio di unire l'avvocatura alla cittadinanza. La cronaca giudiziaria al Tribunale di Udine li aveva condannati a 3 anni e 2 mesi di reclusione ciascuno per aver tentato nell'aprile 2019 di rubare videopoker della stazione di servizio Kuwait di Cervignano. Dopo una nuova perizia affidata al SIRIS di Parma, la Corte d'Appello di Trieste li ha assolti. I protagonisti della vicenda giudiziaria sono un 47enne e un 35enne di Udine. I due erano stati identificati grazie alla coincidenza dei vestiti e delle scarpe ripresi dalle telecamere di servizio con alcuni indumenti sequestrati a casa loro. I difensori, gli avvocati Nicoletta Menosse e Pier Aurelio Cicuttini, avevano fatto ricorso in appello. La nuova perizia non ha consentito di stabilire una sicura identificazione. Al via con l'estate l'operazione Mare Sicuro della Capitaneria di Porto del Friuli Venezia Giulia. Vediamo. 13 mezzi navali e 83 uomini della Capitaneria di Porto fino al 18 settembre vigileranno sulla sicurezza in mare e a terra. Ha preso il via l'operazione Mare Sicuro 2022 ed è rivolta a pattugliare le zone di acque da Muggia a Lignano Sabbiadoro. L'estate 2022 sarà anche la prima senza le numerose restrizioni del Covid. Andremo sicuramente a fare un'attività di prevenzione, ma anche nello stesso contempo di repressione lì dove sarà da reprimere. L'attenzione sarà rivolta in particolare alle imbarcazioni che, se non sono targate, non potranno andare in Slovenia, e sul rispetto della distanza di sicurezza dalle zone balneabili, e in caso di infrazione la multa è di circa 1.000 euro. Fascia che può essere differente a seconda della zona e della località, per cui invito a prendere puntuale visione e conoscenza dell'ordinanza di sicurezza balneare. Non ci sono altre notizie, il telegiornale finisce qui, noi ci rivediamo con l'informazione alle ore 19. Buon pranzo a tutti, arrivederci.